Ciao a tutti, oggi siamo con Mario Laio, titolare dell'omonima fioreria che si trova dentro le mura del castello di Castelfranco Veneto. Mario si occuperà dell'allestimento floreale dell'Accademico per la serata finale del premio letterario Prunola, nonché degli omaggi floreali per i vincitori. Ciao Mario, Ciao Sandro. ci parli della tua attività? La mia attività è 34 anni che sono qui dentro il castello, 47 anni che vivo in mezzo ai pianti e ai fiori, un lavoro che mi ha dato parecchie soddisfazioni, che è difficile fermarsi su questo lavoro perché la gioia che ti dà è sempre immensa e speriamo che sia una cosa abbastanza ancora lunga proseguire nel tempo. E diciamo mi sono aggregato a questo premio perché vedo il discorso della cultura che si abbina moltissimo al fiore. Il fiore è una cultura da millenni che viene sempre rispettata per i vari omaggi floreali della propria vita, perché noi seguiamo la vita delle persone dal primo giorno che nascono fino all'ultimo giorno della propria vita. E penso che sia un premio che abbia abbastanza valore anche con il fiore. Benissimo, allora noi ci vediamo la sera del 30 marzo al Teatro Accademico per la finale del premio letterario Prunola città di Castelfranco Veneto, dove oltre ai vincitori vedremo anche le creazioni di Mario Laio.